Una regione come il Veneto, che tanto ha dato a livello nazionale, anche incidendo molto sul PIL, diciamo che non essere attraversata dall'alta velocità è un tema centrale per noi, perché oggi stiamo parlando di competitività e questo tema incide molto. È una richiesta, è un'esigenza, oggi una necessità per le nostre imprese. La previsione di completare l'alta velocità ferroviaria in Veneto fra 10 anni e forse più è inaccettabile, del tutto inconciliabile con la rapidità della competizione dei mercati. E la rivolta di Confindustria Veneto Est contro i tempi di realizzazione di un'opera strategica, i cui ritardi, affermano gli industriali, hanno già generato costi economici rilevanti e ridotto la capacità competitiva del Nord-Est. Un'opera che arriva in ritardo e la conclusione produce meno crescita, meno export e meno attrattività. Questa è una regione che genera 80 miliardi di export, è il 40% del PIL regionale, quindi c'è una forte vocazione da parte delle nostre imprese verso l'export e soprattutto il Veneto è una regione dove il rapporto tra PIL e industria è del 27%, più alto della media nazionale. È evidente che una regione così vivace, ricca nel tessuto di grandi e piccole aziende abbia bisogno di un'infrastruttura moderna. Investendo nella logistica, secondo Confindustria si potrebbe far crescere dell'1% il PIL sia in Italia che in Veneto. La richiesta è quindi quella di un'accelerazione concreta per completare l'alta velocità, che è una priorità assoluta non solo nazionale, ma europea, in quanto asse strategico del corridoio mediterraneo. Oltretutto la lista di infrastrutture da rimettere a posto in questa regione è ancora più ampia e parte dalla Romea. Pensiamo al futuro dell'ospedale e quindi al potenziamento della 308, al collegamento della 308 con la Pedemontana per dare anche libero sfogo a tutta quell'alta padovana che è bloccata, perché ovviamente non possiamo chiedere che venga messo mano anche alla Valsugana, quindi è evidente. Poi c'è il tema della Valdastico Nord che potrebbe essere interessante come flusso nord-sud anche in funzione del porto e degli interporti di Padova e di Verona.